Ciao, oggi parlo del mio libro, La vita 2.0, e di quello che può fare per te. Già il sottotitolo è a mio avviso esplicativo: progetta il tuo tempo, esprimiti, prospera, lascia il tuo segno sul mondo e sii felice. L'accento è sulla felicità, perché questo è un libro che parla di passione, perché il punto, secondo me, è che noi dedichiamo troppo tempo al lavoro e troppo poco tempo alle nostre passioni, a quello che ci identifica, che ci definisce veramente. Allora, quello che io ho cercato di fare in quest'opera è stato mettere a disposizione di chi ascolta un pezzetto della mia esperienza, quello che mi è successo dopo che ho passato i 40 anni, cioè appunto il fatto di essermi accorto che era troppa l'importanza che davo al lavoro a discapito di altre cose che sono importanti. E allora, per arricchire veramente il valore del mio tempo, del tuo tempo, l'idea è quella che l'accento della nostra vita debba essere messo sulle passioni, su quello che veramente ci definisce noi stessi, medesimi, noi, proprio noi, e non necessariamente dedicare tutto questo tempo al lavoro. Tutto ciò è possibile tramite delle tecniche, tramite delle regole, tramite dei principi come quello di Pareto, come quello di Parkinson, tramite dei libri di pensatori come Tim Ferriss, autore di 4 ore alla settimana per esempio, e tanti altri che sono citati nel libro. L'idea centrale però è appunto questa, è che è la passione che ci definisce veramente, è quello che noi veramente siamo, che vogliamo fare, che possiamo fare. L'idea nostra di lasciare il nostro segno sul mondo, che è questo segno, ovvero di arrivare al fondo della nostra vita con l'idea di una missione compiuta, di aver fatto qualcosa di importante e di significativo. Questo è quello che io ho cercato di fare con questo libro e spero di esserci riuscito. Ciao!